Buongiorno e benvenuti alla nostra diretta. Siamo anche oggi in edizione straordinaria per informarvi su quello che sta succedendo in Veneto con l'emergenza coronavirus. È una giornata molto importante quella di oggi perché abbiamo visto nei giorni scorsi, dopo le riaperture, un inizio, possiamo dire, un po' rocambolesco con la famosa Movida, con assembramenti, con situazioni che hanno preoccupato le istituzioni, le autorità, i politici e anche molti cittadini. Questo è il primo fine settimana di libertà, dove libertà va fra virgolette naturalmente perché la libertà vera arriverà solo quando tutto questo sarà finito, quindi c'è grande attenzione, c'è grande curiosità per quello che potrà succedere oggi, soprattutto nelle zone turistiche del Veneto, questa sera nelle piazze in cui di solito ci si ritrova nei fine settimana per passare il tempo, bere qualcosa in compagnia. Vedremo come andrà questa giornata in questa nuova situazione. Come sempre l'appuntamento più importante di questa mattinata sarà alle 12:30 dalla sede della Protezione Civile di Marghera, dove il presidente della Regione Veneto Luca Zaia farà il punto del giorno, ci fornirà i dati relativi all'emergenza coronavirus dal punto di vista naturalmente sanitario, ci darà le informazioni di giornata, quindi è il momento più atteso in Veneto di solito ormai da settimane, questo delle 12:30. Noi saremo in diretta con la sede della Protezione Civile, saremo anche in streaming sui nostri social, quindi potete seguirci da casa, dal cellulare, da qualsiasi posto. Adesso, prima di andare a vedere le novità, andiamo a rivedere quali sono gli ultimi dati disponibili dell'emergenza coronavirus in Veneto. Eccoli, li potete vedere. Abbiamo 2.954 casi positivi, vi ricordiamo che questo è il dato di ieri sera, quindi è una fotografia di ieri. I casi positivi erano 4 in più rispetto all'ultima rilevazione, ovvero quella del mattino, che portavano a 19.063 il totale dei casi dall'inizio dell'emergenza. Ci sono 14.247 negativizzati virologici, ovvero persone che non sono più positive ai tamponi, e abbiamo 3.132 soggetti in isolamento domiciliare. Dobbiamo vedere anche che le persone che hanno perso la vita dall'inizio dell'emergenza, sia negli ospedali che nelle strutture extraospedaliere, quindi case di riposo e simili, sono 1.862. Questi guardateli bene perché sono i dati che poi verranno confrontati con quelli che ci darà il Presidente Zaia fra 3/4 d'ora durante la conferenza stampa. Scendiamo nella seconda parte della tabella, che è molto importante perché ci fa vedere quanti ricoverati ci sono nelle aree non critiche, quanti in terapia intensiva e i dimessi dall'inizio dell'emergenza. Quindi vedete tutti gli ospedali del Veneto. Abbiamo 496 persone ricoverate, delle quali però dove solamente va naturalmente preso con le pinze, 207 positivi al coronavirus e 289 negativizzati. Molto buona, almeno in prospettiva e guardando i dati delle scorse settimane, la situazione delle terapie intensive, perché sono 39 quelle impegnate in tutto il Veneto, 12 occupate da pazienti positivi al coronavirus e 27 da persone che sono negativizzate, quindi è un dato che cala ogni giorno, a ogni rilevazione c'è sempre qualche terapia intensiva impegnata in meno. Sono 3.257 i dimessi e sono 1.348 le persone che hanno perso la vita a causa del coronavirus negli ospedali del Veneto. Queste sono le differenze rispetto all'ultima rilevazione, quindi 8 persone in meno rispetto al mattino negli ospedali con non gravi, 0, quindi rimane stabile il numero delle terapie intensive rispetto al mattino, e 6 decessi nel pomeriggio di ieri. Nell'ultima parte della tabella abbiamo anche le strutture territoriali, quindi i cosiddetti ospedali di continuità. Vedete, ci sono tutti quelli del Veneto, dal Bellunese al Vicentino, al Veronese, provincia di Padova, ci sono tutti. Abbiamo 84 ricoverati, di cui
equamente divisi fra positivi e negativizzati, 42 e 42, 258 dimessi e 37 decessi, 2 pazienti attualmente positivi in più rispetto all'ultima rilevazione. Queste tabelle naturalmente le avete anche a disposizione sulla nostra pagina Facebook, sul nostro canale Telegram, al quale ogni giorno si aggiungono altri utenti, altri follower, come si dice in gergo, per vedere quelle che sono le tabelle, i dati, i nostri servizi, tutto quello che passa di qui, noi poi lo condividiamo anche sui nostri social in modo che si possa vedere con tutta calma. Prima di andare avanti però vediamo sempre con tutta calma quella che è la mappa, perché è importante, perché abbiamo visto le rilevazioni della Protezione Civile, questi sono dati nazionali, la mappa del nord Italia con la Lombardia che è sempre il grande problema di questo momento con 86.384 casi registrati dall'inizio dell'emergenza, il Veneto 19.059, la provincia di Trento 4.000, l'Emilia Romagna 27.000, il Piemonte addirittura 30.000. Questa è la mappa del nord Italia, è una mappa ufficiale perché è fornita dal Dipartimento della Protezione Civile. Questa addirittura è la suddivisione per province, quindi andiamo a vedere, magari i dati non corrispondono del tutto con quelli che abbiamo a disposizione, ma semplicemente perché c'è uno spasamento temporale fra la Protezione Civile e magari i dati dell'azienda Zero. Vedete, ci sono tutte le informazioni, c'è Vicenza 2.832, Padova 3.009, Verona lo vedete qui in piccolo 5.063. Queste sono le mappe che ci fanno capire quanto grave è stata la situazione dall'inizio dell'emergenza. Potete andarle a vedere, poi metteremo il link anche sui nostri social, sono visibili in qualsiasi momento e danno un'immagine abbastanza dettagliata di quello che abbiamo vissuto, perché vi ricordiamo sono mappe che riguardano tutta la situazione dall'inizio dell'emergenza. Torniamo in studio e andiamo con il classico nostro riassunto delle puntate precedenti a sentire quali sono le ultime dichiarazioni di Luca Zaia sulla situazione. Sono le dichiarazioni dell'ultimo punto stampa, c'è stata insomma anche un po' di maretta relativamente a queste intemperanze da parte della gente che se ne va in giro senza mascherine, che si comporta ancora in modo piuttosto pericoloso, e soprattutto le ricadute che potrà avere eventualmente questo comportamento nelle prossime settimane nei numeri del coronavirus. Ma sentiamo Zaia nell'ultimo punto stampa. Le terapie intensive, questo è un bel dato, sono 40, 12 in meno, delle quali 12 positivi e 28 negativi, quindi noi in teoria dovremmo dichiarare 12 persone Covid in terapia intensiva. La tabella a 7 zeri, 1 per ogni provincia, che ieri sera ha fatto annunciare al professor Crisanti il traguardo del contagio zero, anche con un certo anticipo, è già stata corretta in mattinata. La precauzione è d'obbligo. I casi tornano a salire, ma sono meno gravi. Le terapie intensive continuano a svuotarsi. 7 nuove dimissioni soltanto ieri. I focolai sono contenuti e sotto controllo. Il Veneto mantiene le promesse e marcia sicuro verso un progressivo isolamento del virus. Restano fermi per ora, in attesa di nuove notizie, gli elettori chiamati a rinnovare il Consiglio regionale ai comuni e i bambini. Per i centri estivi l'ordinanza tanto attesa resta nel cassetto fino a domani. Abbiamo negoziato di fare una chiusura con le linee guida, noi ce l'abbiamo già, come è accaduto l'altra volta, ce l'abbiamo, se si riesce a chiudere anche assieme a tutte le regioni è finita lì, insomma. Si va verso una linea comune, la strategia vincente per il Presidente, così come è stata quella che ha spinto il governo verso l'apertura anticipata di bar, ristoranti e parrucchieri. Meno semplice sarà la partita delle elezioni, che ha spinto Zaia a scrivere anche al Presidente Mattarella. Risolto il tema di natura sanitaria, ce n'è uno di natura pratica. Votare a fine luglio o il 2 di agosto significherebbe garantire un periodo di preparazione delle liste e di campagna elettorale, un periodo sostanzialmente estivo ma non vacanziero. Votare il 6 o il 13 di settembre significa presentare le liste a Ferragosto e fare la campagna a Ferragosto. E poi c'è il tema dei tamponi, uno strumento diagnostico destinato a tramontare. Il futuro sarà il test rapido, fai da te e a basso costo. Ognuno di noi avrà un protocollo, a questo punto non esiste più problema di lockdown, di infezioni, perché abbiamo l'obbligo per legge, faremo un'ordinanza, di fare l'autodiagnosi con determinate cadenze, identifichiamo i focolai e così la risolviamo velocemente. La mia idea è che i tamponi non andranno avanti a vita.
E adesso sentiamo cosa ha detto l'assessore alla viabilità Elisa De Berti sulla possibilità di stornare delle finanze, dei soldi dal suo referato per deviarli su altre voci del bilancio. Ripensare a riaprire le scuole a settembre calibrando la settimana scolastica su 5 o 6 giorni per tutti gli istituti al fine di razionalizzare il trasporto pubblico locale per bus, corriere, vaporetti e treni, con un conseguente risparmio di costi e pari a diversi milioni di euro. Idea dell'assessore regionale di reparto. È uno scherzetto che vale 6-7 milioni di euro per tutta la regione. Il tavolo che ho costituito la settimana scorsa serve proprio per coordinare una riorganizzazione sia con le attività produttive, faremo con i sindacati e con la scuola per far sì che a settembre non ci sia un blocco totale della mobilità, perché è un argomento sicuramente delicato, però questa può essere l'occasione per intervenire su alcune questioni che vi dico, ci sono dei milioni di euro da poter risparmiare nel trasporto pubblico locale che fino ad oggi sono stati spesi ma che non ci possiamo più permettere di spenderli, ed è sempre legato alla scuola. Tavolo che potrebbe essere convocato già dalla prossima settimana con tra i soggetti interessati ANCI Veneto, Unione delle Province Regionali, la città metropolitana di Venezia e il provveditorato all'istruzione sempre regionale. Sicuramente, ed è stato inserito nel piano trasporti, la rivisitazione della legge 25 del 98 che aveva istituito gli enti di governo eccetera, è sicuramente da rivedere. Trasporto pubblico che con il lockdown e il mancato arrivo di turisti in tutto il Veneto vede un buco di 150 milioni di euro, cifra che riguarda in buona parte Venezia. 96 milioni che arrivano da biglietti ordinari, per lo più turistici. Quindi da qui capite che ACTV comprendo che da un punto di vista economico sia in difficoltà. Queste erano le dichiarazioni, le ultime disponibili sull'emergenza coronavirus, prima del Presidente Zaia, poi dell'assessore Elisa De Berti. Risentiremo Zaia fra pochissimo, fra mezz'ora, saremo in diretta dalla sede della Protezione Civile di Marghera per capire qual è l'evoluzione, quali sono gli ultimi dati dell'emergenza, i dati sanitari e cosa ha intenzione di fare la Regione per ripartire, per dare ancora questo impulso per rilanciare il Veneto dopo settimane di lockdown e di grave difficoltà. Quindi state con noi ora facciamo una brevissima pausa, torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati alla nostra diretta. Siamo anche oggi in edizione straordinaria, vi stiamo raccontando quel che succede in Veneto con l'emergenza coronavirus, tutte le informazioni dalle autorità e dal territorio. Adesso andiamo a collegarci immediatamente con Padova perché la nostra Valentina Visentin è andata a vedere la situazione del grande mercato di Prato della Valle che insomma ricomincia a vivere dopo il periodo di lockdown, di chiusura. Quindi una delle realtà più importanti della città di Padova, uno dei mercati più grandi della città di Padova. Noi abbiamo Valentina, le chiediamo solo prima di mandarla in onda di allontanare appena benissimo, perfetto, ci siamo. Abbiamo Valentina Visentin da Padova, siamo naturalmente in collegamento Skype. Buongiorno Valentina, raccontaci tutto. Sì, buongiorno dal mercato di Prato della Valle, il primo mercato di Prato della Valle dopo il lockdown, quindi con il ritorno di tutti i banchi. Siamo a completo regime, sono tornati i banchi dell'abbigliamento, i banchi del bricolage, i banchi delle calzature, oltre ai tradizionali anche banchi di frutta e verdura che comunque erano sempre presenti anche in queste settimane di lockdown. Oggi però ci sono tutti quanti i banchi, c'è anche molta gente, tutti con la mascherina e tutti con i guanti perché l'accesso nella zona mercatale, come ci ha appena spiegato l'assessore Bressa, è proprio imposta con mascherina e guanti, così come per guardare la merce si può guardare la merce, toccare la merce solo se muniti di guanti e mascherina.
tutto si sta svolgendo nella normalità e rispettando le regole. Ci sono tantissimi controlli sia della polizia locale che della protezione civile che stanno passeggiando tra i banchi per monitorare e osservare che insomma tutto si svolga nel migliore dei modi. Valentina, ti chiedo due cose. Prima di tutto mi pare che ci sia abbastanza gente, nel senso si vede un po' di gente che gira, magari non sarà il pubblico del mercato, i clienti che c'erano al mercato pre-Covid, però si vede parecchia gente lì al mercato di Prato della Valle. Sì, ecco, non siamo a pieno regime per quanto riguarda la presenza delle persone perché normalmente nella nostra pre-Covid qui ma non si passava nemmeno, c'era la calca di gente. Oggi invece il traffico è più fluido, possiamo dire così, il traffico pedonale è più fluido, però comunque c'è parecchia gente. Valentina, poi come ci si prova qualcosa adesso ai tempi del coronavirus? Cioè, una persona che volesse comprare, che so, una maglietta o un paio di scarpe, come fa in un mercato come quello di Prato della Valle? Abbiamo appena fatto questa domanda all'assessore Bressa. La risposta ovviamente è stata certo, ci si può provare nei limiti comunque di un mercato dove ci si prova minor numero di capi di abbigliamento rispetto ad un negozio, ma sempre ci si prova. Ogni capo prima di essere esposto e prima di essere provato viene sanificato e subito dopo la prova riviene sanificato ed esposto. Se io invece voglio visionare un capo, lo devo toccare, lo posso toccare solo se ho i guanti. Quindi queste sono le regole principali per quanto riguarda la prova degli abiti e delle scarpe. Allora, Valentina, approfittiamo che ti abbiamo qui, ci sono notizie oggi importanti da Padova che daremo poi nel corso della nostra informazione fino a questa sera? Oggi è sabato, ieri sera era comunque iniziato il primo fine settimana dopo le riaperture di bar e locali, quindi sono stati intensificati i controlli della polizia locale in Borghese e anche in Pisa, così come delle forze dell'ordine, una decisione che è stata presa dopo il vertice di prefettura. L'assessore Bressa ci ha detto che però ieri sera tutto si è svolto in maniera più regolare, quindi non si sono ripetute le scene che sono state viste purtroppo ad inizio settimana con la riapertura dei locali. Benissimo, allora ringraziamo la nostra Valentina Visentin per queste interessantissime immagini. Abbiamo visto il mercato di Prato della Valle ricominciato dopo il coronavirus, dopo la prima parte dell'emergenza coronavirus. Siamo nella fase 2 anche nei mercati e abbiamo visto un mercato grande e importante come quello di Prato della Valle, meno gente in giro naturalmente, banchi distanziati, banchi posizionati in un modo più consono a quella che è un'emergenza sanitaria come quella che stiamo vivendo. Abbiamo sentito anche la possibilità di provare, visionare i capi di abbigliamento in questo caso, ma anche eventualmente scarpe e altri oggetti con tutte le precauzioni, quindi tutti con i guanti, distanziamento sociale e anche sanificazione delle mani, sanificazione anche degli oggetti. Quindi questo era il punto della situazione da Padova, da un mercato importantissimo come quello di Prato della Valle. Ringraziamo la nostra Valentina Visentin perché è stato molto interessante vedere come una città che nei mercati insomma ha le sue radici come Padova. Ricordiamo alcuni dei mercati più importanti del Veneto sono proprio a Padova e più belli anche del Veneto, visto che il Palazzo della Ragione, tanto per fare un esempio, è il mercato coperto più antico d'Europa e forse fra i più antichi del mondo. Adesso rimaniamo a Padova, visto che siamo in zona, e sentiamo gli avvertimenti del virologo Andrea Crisanti sull'importanza dell'uso delle mascherine. C'era una bellissima fila di zero che a nostro avviso andava sottolineata perché è un momento che noi aspettavamo da 100 giorni. Zero contagi in Veneto il 21 maggio, esattamente 3 mesi dopo l'inizio dell'emergenza coronavirus, il risultato tanto atteso. Un risultato che però non deve far abbassare la guardia. L'appello arriva dal professore Andrea Crisanti, il papà dello studio Suvo, che invita tutti ad usare sempre la mascherina, un dispositivo essenziale per non essere contagiati. Le mascherine hanno un ruolo importante e funzionano, e qui lo ripeto perché voglio condividere l'esperienza che abbiamo avuto qui da noi in ospedale, in cui operatori che erano inconsapevolmente venuti a lavorare ed erano infetti usavano le mascherine, hanno lavorato un'intera giornata con altri collaboratori, anche loro usavano le mascherine e non si è infettato nessuno, quindi ecco, le mascherine funzionano. Sulle scene della movida padovana che hanno indignato l'opinione pubblica, Crisanti dice: Casomai
posso lamentare una mancanza di coerenza sul messaggio delle mascherine. Prima non servivano, poi devono essere marcate CE, poi devono essere fatte in questo modo, poi alla fine mettetevi quello che vi pare. Ecco, così non va, perché alla fine poi i giovani pensano ma allora non servono, no? E invece servono. Quindi io la critica non la faccio ai giovani, ma la devo fare a questa mancanza di coerenza di questo messaggio. I tamponi non si fermano ora che i casi sono diminuiti, anzi il team del professore lavora a pieno regime. Le persone che hanno molti più contatti sono più a rischio di infettarsi e che purtroppo non sono gli anziani, perché gli anziani sono persone più vulnerabili. Se noi adesso andiamo a analizzare tutte le persone che noi abbiamo identificato positive qui all'ospedale, noi abbiamo fatto circa 200.000 tamponi, 5.000 positivi, la maggior parte sono giovani. Gli anziani si ammalano, sono quelli che vanno a finire in ospedale e a rianimazione. Sulla questione scuola invece Crisanti spiega che uno dei rischi maggiori è l'assembramento dei genitori che accompagnano i figli. Facendo riferimento sui dati di VO ma anche di altre esperienze, i bambini da 1 a 10 anni sono particolarmente resistenti all'infezione. Questo non vuol dire che in assoluto i bambini non si ammalano, però sono sicuramente ma molto più resistenti degli adulti. Quindi io penso che, considerata la loro resistenza, una sperimentazione per capire come si deve fare sarebbe giustificata, ecco, con tutte le dovute precauzioni, in modo particolare per i genitori. Sul virus nessuna previsione, si conosce ancora troppo poco, impossibile dire se in autunno ci sarà un nuovo picco di contagi. E cerco di dire solo cose che sono documentate dai fatti, quindi ecco, proprio per questa sento la responsabilità che se uno dice una stupidaggine poi c'ha un effetto a catena che bisognerebbe evitare. Uno dei temi più sentiti di questi giorni è, l'abbiamo visto, quello del tempo libero, delle serate ormai estive, date le temperature che si stanno svolgendo in quasi tutte le città del Veneto. Le persone, soprattutto i giovani, hanno voglia di tornare fuori, si è vista la voglia di tornare fuori anche esagerata in alcune situazioni, come è successo a Padova, come è successo anche a Vicenza, anche a Bassano del Grappa abbiamo visto video di cose che non andavano proprio bene nelle prime serate. Quindi i comuni hanno deciso di correre ai ripari e di gestire questa nuova movida, la movida ai tempi del coronavirus. Vediamo per esempio Vicenza cosa ha deciso di fare. Movida selvaggia stop. Stop agli assembramenti in centro storico a Vicenza, stop ai gruppetti fermi davanti ai locali, nelle piazze, sulle strade, stop alle distanze azzerate, alle mascherine abbassate. Il sindaco ha detto stop. Questa mattina ho sottoscritto l'ordinanza contingibile urgente per vietare il consumo di alcol nelle zone aperte al pubblico, nei luoghi pubblici. Si potrà bere quindi l'aperitivo presso i locali sia all'interno che nei plateatici che abbiamo ampliato raddoppiandoli in alcune situazioni, quindi lo spazio c'è per tutti. Questo lo facciamo perché vogliamo dare un segnale di educazione a coloro che nei giorni scorsi si sono lasciati andare ad assembramenti veri e propri per l'aperitivo. Il problema degli assembramenti è stato al centro del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza che si è riunito questa mattina in videoconferenza con il prefetto, il questore e i sindaci dei principali comuni del Vicentino. Dopo un largo confronto, Francesco Rucco ha firmato l'ordinanza che si regge su un semplicissimo principio: tolleranza zero per chi non rispetta le regole anti-Covid. È inaccettabile che dopo 3 mesi di epidemia, dopo 3 mesi di lockdown, ci siano comportamenti di questo genere. Quindi fino al 2 giugno c'è questo divieto sanzionato con le regole del governo, dei decreti del governo, quindi con una sanzione minima di 400 euro che può arrivare fino a 3.000 euro per chi viola queste regole, il divieto dell'assembramento, come prevede anche la legge. Un'altra delle città venete che si è trovata a dover gestire una situazione piuttosto complicata dopo la riapertura è Padova. Da Padova abbiamo visto alcuni video anche un po' inquietanti di serate scatenate che non dovevano svolgersi in questo modo, e ecco come il Comune di Padova ha deciso di gestire. I gestori, secondo me, dovrebbero decidere, se non sono in grado di gestire le presenze in piedi al di fuori del proprio locale, visto che stiamo dando grandissimo spazio ai plateatici, di limitarsi a servire le persone che hanno un posto a sedere. Per cui in questo modo si taglia la testa al toro, si sa che le persone che sono sedute su tavolini e sedie
hanno un obbligo di distanziamento sociale che viene assicurato dal dislocamento appunto di tavolini e sedie, e in questo modo anche i gestori si mettono al riparo. Quindi è il consiglio che do. Un consiglio che sa di avvertimento quello dell'assessore Antonio Bressa. Le scene di movida esagerata di lunedì notte continuano a tenere banco in questa fase 2. Il Comune ha permesso gli ampliamenti dei plateatici, sottolinea Bressa, invitando i gestori a sfruttarli nei limiti che la città di Padova strutturalmente ha. È evidente che ci sono situazioni, anche storicamente a Padova sappiamo come funziona, in cui non c'è lo spazio magari per tavolini e sedie ed è più facile che ci siano anche assembramenti di persone in piedi. In quel caso, se si decide di servire le persone che sono in piedi, non basta più l'assistente della clientela con la pettorina già previsto dal nostro regolamento, ma è il caso di mettere in campo degli steward professionisti, che allora sono persone che riescono più tempestivamente e con più forza a dissuadere comportamenti sbagliati. Plateatici e steward. Questa dunque la strada da seguire secondo Palazzo Moroni per evitare provvedimenti più restrittivi. Ovviamente noi diciamo questo con forza a chi gestisce le attività, poi se sarà necessario, ovviamente sempre in un clima di collaborazione con la prefettura e la questura, si potrà anche valutare insieme di adottare dei provvedimenti. E ora andiamo a Bassano perché l'amministrazione comunale ha deciso di andare incontro alle esigenze dei bar, dei locali del centro storico, che ricordiamo è uno dei più belli del Veneto, anche per trascorrere una serata insomma in compagnia, anche in questo periodo di grande difficoltà. Ma l'amministrazione ha deciso di andare anche incontro ai negozianti con delle possibilità di ampliare i plateatici. Ecco tutte le novità. Fase 2 uguale bar e negozi aperti, ma dopo quasi 3 mesi di chiusura ripartire è difficile. Chiamate a rispondere alle richieste di esercenti e negozianti sono le amministrazioni comunali. A Bassano del Grappa il Comune mette in campo varie misure, dalla possibilità di ampliare i plateatici dei bar. Siamo intervenuti attraverso la possibilità di presentare nuove richieste di ampliamento di occupazione del suolo pubblico temporanee per bar e ristoranti. Le domande potranno essere presentate fino alla fine di ottobre, già però una quarantina quelle arrivate, ma se ne attendono almeno il doppio. Il Comune però ha previsto che a beneficiare di una vetrina esterna saranno anche i negozi. Di esporre fronte vetrina con una doppia tecnica che è legata allo spazio disponibile, quindi se la strada è stretta e non ha possibilità di passaggio, c'è la possibilità di mettere un banchetto addossato alle vetrine per tutta la lunghezza delle vetrine. Un modo per rispondere all'ingresso contingentato. Da capire come organizzare il tutto, visto alcune problematiche di viabilità come in via Gamba o in centro. Infine, meno burocrazia. Bar aperti, plateatici ampliati e il rischio di una movida a cui mettere freno. Se i locali a Bassano si organizzano tra loro e fanno la loro parte, decidendo di chiudere all'1, di servire solo chi è al tavolo e di dotarsi di un servizio di vigilanza privata, mentre le forze dell'ordine saranno a vigilare, i vigili comunali saranno impegnati nel turno di notte? E quanti saranno? A domanda diretta l'assessore alla sicurezza Tamara Bizzotto ha così replicato. Il turno di notte si intendono dopo l'una di notte? No, non c'è, non so dare il numero preciso. E ora, prima di andare a rivedere altre novità dal Veneto, facciamo un salto in altopiano, vediamo, sono in corso, questa è una diretta da una pagina Facebook di Asiago, il portale Asiago dei 7 comuni, stanno piantumando, come vedete, degli alberi, delle piantine al posto di quelli che sono stati sradicati e distrutti dalla tempesta Vaia. Siamo nel territorio comunale di Enego ed è una delle prime, ma probabilmente la prima piantumazione in assoluto in questa zona che è vicino alla piana di Marcesina, ricordiamo una delle aree devastate dalla tempesta Vaia. Questa è la diretta, noi abbiamo i nostri giornalisti sul posto, quindi quanto prima vi faremo vedere il servizio di questo importante evento. Torniamo in studio, noi adesso andiamo a vedere un altro contributo dalle nostre redazioni. Torniamo a Padova perché dopo le polemiche sorte in seguito al caos nato nella serata delle riaperture, c'è chi ha deciso di imporsi delle chiusure anticipate, una sorta di anticipazione dell'orario di chiusura serale proprio per evitare problemi. Ecco il servizio da Padova. Sono tempi strani quelli che stiamo vivendo, tempi in cui tutti devono girare, giustamente, con la mascherina e in cui si preferisce salutarsi scontrando i gomiti piuttosto che stringendosi le mani.
Sono tempi in cui i gestori di un bar decidono di chiudere la propria attività perché c'è troppa gente. Sì, avete capito bene, questo bar, per evitare assembramenti, all'ora dell'aperitivo ha preferito chiudere prima. Che c'è troppa gente, le distanze di 1 metro non sempre vengono rispettate, però direi che almeno qui mi sembrano rispettate abbastanza. Però c'è tanta gente e per noi è impossibile gestirla, veramente è una fatica, un lavorare malissimo e ci è bastato un giorno per diventare nervosissimi e molto affaticati da questa cosa. E non posso lavorare così, non possiamo lavorare in questa maniera. Finché non sarà possibile fare assembramenti anche controllati, noi non ce la possiamo fare, quindi rinunciamo alla grossa parte del nostro lavoro per il momento. Il tema degli assembramenti ha portato la città di Padova al centro anche delle cronache nazionali, additati come cattivo esempio. I gestori di questo bar lungo l'Argine Scaricatore al Bassanello ci hanno provato, ma le misure sono troppo stringenti. Subito dal primo giorno avevamo un signore vestito in casacca e 1 o 2 di noi, quindi dalle 2 alle 3 persone che stanno sempre fuori. Però quando le persone si allontanano dal locale lo spazio non è più nostro e noi andiamo ad avvisarle, ma loro, non pensandoci, comunque fanno sempre un po' di aggregazione. E secondo me, anche se ci fossero, abbiamo pensato anche a prendere dei bodyguard da qualche società qui di Padova. Il fatto è che ci sono molte persone che fanno segnalazioni ai vigili perché vedono tanta gente, indipendentemente dai bodyguard o no, indipendentemente dalle distanze. Quando vedono tanta gente chiamano e la polizia è costretta ovviamente ad intervenire. Questo era uno dei problemi cui devono far fronte gli operatori di questo settore che è ripartito anche alla grande, abbiamo visto dalle immagini, forse un po' troppo in alcune zone date le intemperanze di alcuni clienti, e quindi è tutto un modo nuovo di vivere anche la socialità in Veneto che dobbiamo scoprire, imparare e soprattutto attuare per il bene di tutti. Ora noi facciamo una breve pausa, state con noi perché fra 10 minuti c'è la conferenza di stampa di Zaia. Buongiorno, bentornati alla nostra diretta. Siamo in edizione straordinaria anche oggi per informarvi su quello che sta succedendo in Veneto con l'emergenza coronavirus. Come sempre il momento più atteso di questa parte della giornata è la conferenza stampa di Luca Zaia, Presidente della Regione Veneto. Sarà in diretta qui sul canale 18 fra 4 minuti, circa 3-4 minuti, quindi state con noi perché fra poco inizia il punto stampa quotidiano dalla sede della Protezione Civile di Marghera, durante il quale Zaia fornisce tutte le informazioni dal punto di vista sanitario, quindi il numero dei contagi, il numero dei decessi, tutto quello che c'è da sapere sul versante sanitario dell'emergenza coronavirus. Poi sentiremo le novità dalla Regione perché pare siano in arrivo importanti informazioni da questo punto di vista. Prima di andare a Marghera vi leggiamo un lancio di agenzia che è appena arrivato, che è molto importante per moltissime famiglie. Dalla Regione Veneto un sostegno straordinario per gli affitti, un contributo straordinario di 400 euro per sostenere le spese per l'affitto. È la misura di aiuto, dice l'ANSA, prevista dalla Regione Veneto per le famiglie che più hanno subito una perdita di reddito a causa del blocco delle attività e della crisi generata dal Covid-19 e che sinora non hanno beneficiato dei contributi per il fondo per l'accesso alle abitazioni. Una misura pensata per sostenere la fase 2 della ripartenza che si aggiunge ai contributi ordinari per le spese di locazione sinora alimentati da risorse statali, regionali e comunali. Quindi l'assessore Emanuela Lanzarin dice che in questa fase di contrazione occupazionale e di progressivo impoverimento delle famiglie è doveroso rafforzare il sostegno proprio per il pagamento dei canoni di locazione per chi ha perso il lavoro o non ha percepito reddito durante i 2 mesi di lockdown. Siamo certi che poi durante la conferenza stampa che inizierà fra un paio di minuti ci saranno altre informazioni importanti su questo argomento. Allora, abbiamo visto che il tema di questa settimana è indubbiamente stato quello delle riaperture dei locali, perché non appena è caduta l'imposizione dello Stato in casa a tutti i costi, in moltissimi si sono riversati nei locali di tantissime città del Veneto che insomma
vivono anche di queste proposte serali nei centri storici, nelle città, un po' ovunque. Non è andata benissimo all'inizio, assembramenti, troppo caos, distanziamento sociale praticamente inesistente, quindi è scattato l'allarme, sono scattate tutte le precauzioni del caso da parte dei comuni, che quasi tutti quelli che hanno a che fare con situazioni di questo genere, hanno dato il via a ordinanze, a proposte anche per gli esercenti. C'è chi ha deciso di munirsi di steward, di una sorta di sicurezza per evitare assembramenti, c'è chi, come abbiamo visto nei servizi mandati in onda poc'anzi, ha deciso addirittura di chiudere anticipatamente rispetto al solito orario, nonostante la perdita economica, perché magari è più facile chiudere prima che gestire situazioni complicate e pericolose anche dal punto di vista sanitario, anche perché, e l'abbiamo sentito anche quello, il professor Andrea Crisanti, il virologo, uomo di punta della regione in questa emergenza, ha detto che le mascherine sono e saranno indispensabili, quindi tutti i video che abbiamo visto di persone senza mascherine assembrate a sbevazzare, a passare la serata in modo non consono a quelle che sono le regole di questo periodo molto difficile, ricordiamo che non siamo ancora usciti dall'emergenza, insomma vanno tutte prese in considerazione. Fra un paio di minuti avremo qui in diretta sul canale 18 Luca Zaia, vediamo è già tutto pronto per l'arrivo del Presidente della Regione. Vi ricordiamo che la conferenza stampa sarà visibile in streaming anche sul vostro cellulare, sullo smartphone, quindi chi dovesse avere la televisione occupata o magari siete in giro, avete voglia di vedere comunque quel che dice Luca Zaia, la nostra diretta in edizione straordinaria, basta andare sullo smartphone, entrare nella pagina Facebook di Rete Veneta e c'è tutta la diretta. Poi tutto quanto sarà visibile anche sul nostro canale Telegram, con tutti i link, tutte le grafiche, tutto quello che serve sapere per affrontare al meglio questo periodo che, ricordiamo ancora una volta, è tuttora di emergenza. Non ne siamo usciti, lo dicono tutte le autorità tutti i giorni, non siamo fuori dall'emergenza coronavirus, è semplicemente una fase di convivenza. Quale sarà il risultato di questa prima fase di convivenza lo sapremo solamente fra una decina di giorni, quando arriveranno i dati relativi a questo periodo, a queste giornate. Se andrà tutto bene andremo verso la riapertura totale, andremo verso, si spera, una diminuzione definitiva dei contagi, che potrebbe arrivare fra i primi di giugno, la metà di giugno, secondo le curve, secondo alcuni esperti, il contagio zero in Veneto. Se invece le cose si metteranno male, verranno prese, l'hanno già detto, soprattutto il governo centrale ha già avvertito, verranno prese decisioni anche drastiche. Vediamo comunque passare qualcuno ogni tanto davanti alla telecamera e vediamo il Presidente è arrivato. Vi lasciamo a Luca Zaia. Anche la sedia, la dottoressa Russo. No, mi mezzo quella, Presidente. Bene. Ho rinvitato la dottoressa Russo perché oggi abbiamo anche tutte le linee guida. Buongiorno a tutti, siccome oggi ho una comunicazione da farvi su tutte le nuove linee guida che abbiamo approvato, ho chiesto disponibilità alla dottoressa Russo che è qui tutti i giorni. La luce va bene? Sì, un pochino. Siete pronti? Ho chiesto alla dottoressa Russo di essere qui a disposizione se avete domande. E passerei subito al tema del bollettino innanzitutto e dopo darvi una comunicazione che è abbastanza veloce e poi lasciamo spazio alle domande. Allora, per quanto riguarda il bollettino, abbiamo 571.475 tamponi fatti, sono 10.000 anche ieri, 10.607 per l'esattezza, 10.607 tamponi ieri. Le persone in isolamento sono 2.852, calano sempre vistosamente, meno 2,80. Da ieri sono uscite 280 persone in isolamento. Il numero dei positivi è 19.069, più 10. Quindi l'incidenza siamo all'1%, l'1 per 1000 più o meno. Il numero positivi 10.069, incidenza, se considerate che sono 10 positivi in più, sui tamponi che abbiamo fatto 10.000 sono l'1 per 1000. I ricoverati sono 5,34.
meno 7 anche nelle ultime 24 ore. E i signori lì possono accomodarsi dentro? Sì, grazie mille. Sì, non li lasci là in piedi. E fra l'altro dei 534 positivi 205, negativi 289, quindi vedete che più della metà si sono negativizzati. Le terapie intensive insomma ci danno un numero che è assolutamente incoraggiante, 40 in terapia intensiva con positivi 14 e 26 negativi. I dimessi sono 3.258 più 4. I morti in ospedale sono 1.348 più 6 e 1.865 i morti in totale, 1.865. Dovremmo fare un cartello con i morti totali, magari un cartello unico in modo tale che si veda il dato. I nati 87. Allora, oggi, e per questo abbiamo lavorato ovviamente con l'assessore Lanzarini, l'assessore Bottacin, la dottoressa Russo, l'avvocato Botteon, anzi potremmo anche invitare anche l'avvocato, so che sta finendo la stesura dell'atto. Oggi io presento un'ulteriore ordinanza, e questa è un'ordinanza, come si può dire, di riequilibrio, di ulteriore programmazione di apertura. E tutti noi sappiamo che siamo aperti al 90%, ma ci sono ancora molti fronti che pesano, sui quali ancora di apertura non ce ne sono state fatte. Allora, l'ordinanza è un'ordinanza che vuole assolutamente essere in linea con quello che è stato deciso a livello nazionale col DPCM. Vi ricordo che il DPCM approvato domenica 3, era domenica? No, sabato 2, sabato notte, anzi il DPCM del domenica 3, che è arrivato alle 5 di sera, fra l'altro, adesso ricordo, prevede che rispetto... Sì, 17, scusate, sì, 17 e poi abbiamo aperto il 18. Sì. Prevede che, sì, è quello della scorsa domenica per capirci, una settimana fa, prevede che ci sia la possibilità, fatte salve diciamo le indicazioni delle linee guida, di anticipare delle aperture. Il DPCM peraltro recepisce nel testo e allega negli allegati le linee guida delle regioni, la conferenza delle regioni. Ieri sera la conferenza si è riunita in virtù di un lavoro poi fatto peraltro per una commissione nazionale governata dalla dottoressa Russo, ha redatto, o meglio sono state approvate, ho partecipato anch'io perché era la conferenza dei presidenti la sera, abbiamo approvato tutte le linee guida che noi alleghiamo nell'ordinanza di oggi. Quindi si sono migliorate e incrementate le linee guida dell'allegato iniziale, quello di domenica scorsa. In più oggi noi, oltre a allegare le linee guida, quindi metteremo online le linee guida diciamo definitive, o meglio quelle approvate ieri sera, oggi do firma, poi dovete avere pazienza, cioè il testo ce l'abbiamo già, stiamo facendo un paio di verifiche giuridiche, e do firma a una ordinanza che sostanzialmente mette in linea, dà delle aperture rispetto ad alcune attività. Allora, attività commerciali e sociali, o meglio attività economiche e sociali, scusate, ho letto male io, dal 25 maggio, cioè dal lunedì, da dopodomani, fanno riferimento l'allegato 1, quindi le linee guida che troverete allegate le linee guida ve le distribuiamo già adesso, dopo vi daremo il testo dell'ordinanza. Allora, noleggio pubblico e privato di auto e altre attrezzature, bici, biciclette, moto, monopattini elettrici, eccetera. Qualcuno può dire, ma si noleggiavano già le auto. Sì, però adesso ci sono le linee guida e comunque ci sono altre attrezzature che non si noleggiavano. Quindi questa pone fine a tutto il tema dei noleggi che non si facevano, e quelli che si facevano hanno le nuove linee guida. Informatori scientifici del farmaco, anche loro possono avviare l'attività. Voi capite che questa era un'attività delicata, le linee guida ci sono e sono relative al fatto che questi operatori economici entrano in contatto con i medici, entrano negli ambulatori, quindi abbiamo chiarito anche questo.
3. Aree giochi per bambini in spazi pubblici o aperti al pubblico, compresi gli esercizi commerciali, la giostrina sul centro commerciale, e strutture ricettive, la giostrina sul parco dell'albergo, del campeggio o quant'altro. Per gli spazi di proprietà pubblica possono essere fissate dalle amministrazioni comunali, attenti a questo, date di avvio successive a lunedì. Noi dobbiamo fissare una data, diciamo alle amministrazioni, da lunedì vi mettiamo nelle condizioni, qualora siate in grado di adempiere subito lunedì, di aprire. Se poi avete necessità di manutenzione, di tagliare l'erba, di fare una sanificazione o di fare altre attività, perché ci sono dei comuni che hanno anche molti punti ricreativi per i bimbi, decidete di aprire. Quindi dico ai cittadini che lunedì mattina non siate tutti lì a pigiare il campanello del sindaco del municipio chiedendo della giostrina perché non è aperta. Noi diamo facoltà da lunedì di avviare, ce ne saranno molte di aperte, e nel rispetto dell'autonomia dei sindaci poi decideranno loro, secondo i programmi comunali, quando aprire. Ma è importante che noi abbiamo detto che si può aprire, perché se no non potevano aprire. Circoli culturali, ricreativi e centri sociali. Luoghi di ritrovo di associazioni culturali, centri sociali come vi ho detto, circoli ricreativi, club, centri di aggregazione sociale, università del tempo libero e della terza età per le attività di somministrazione di bevande e alimenti, attività motorie, sportive, formative, insomma c'è tutta la lista. Quindi anche qui dal 25 di maggio con le linee guida si va all'apertura. Guardate, è stato fatto un lavoro ciclopico, cioè voi pensate che si va dal normare, o meglio dare buone indicazioni all'apertura del centro culturale, del centro sociale, piuttosto che del circolo per anziani, in maniera tale di mettere in sicurezza tutti. 5. Formazione professionale, anche questa riparte da lunedì, attività formative non esercitabili a distanza. Voi sapete che avevamo lo smart working e la formazione a distanza, tutte queste attività, quali laboratori, attrezzature, strumenti, esami finali, attività di verifica, accompagnamento, tutoraggio e orientamento dei diversi percorsi professionali. Sbloccata tutta l'area formazione di qualsiasi ordine e grado, che è anche quella delle autoscuole, tanto per capirci. 6. Parchi tematici e di divertimento, giostre, spettacoli viaggianti, acquatici, avventura, zoologici, abbiamo anche il parco zoologico in Veneto, vi ricordo, e altri contesti di intrattenimento con ruolo interattivo dell'utente con attrezzature o spazi. Letto Caneva World, Gardaland, altri parchi minori, il parco di Bussolengo, tutto quello che insomma è il Luna Park, perché pensiamo anche all'offerta turistica. È ovvio che lunedì uno non si può presentare alla porta di Gardaland di Verzi che Zai ha detto che è pronto, però da lunedì c'è efficacia giuridica e ci sono le linee guida per mettere nelle condizioni gli operatori di cominciare a sanificare, a programmare, a progettare. Qualcuno dice ma Zaia sbaglia perché apre troppo presto. No, noi come abbiamo fatto con le spiagge, avete visto? Ci sono stati problemi, dobbiamo metterlo nelle condizioni la gente di cominciare a pensare e avere una certezza giuridica. Quindi immagino questi apriranno magari fra una settimana, 10 giorni, ma avranno la certezza di non dover stare lì a aspettare qualcuno che suoni la campanella. Dal 25 maggio 2008 è ammesso lo svolgimento delle seguenti attività nel rispetto dell'allegato 2. Le abbiamo separate in ordinanza, l'avvocato Botteone ha separato, perché abbiamo un allegato 1 che avete tutte le linee guida, poi ci sono un allegato 2 che sono linee guida proprio nazionali, che non sono le linee guida delle regioni, ma sono delle linee guida nazionali e sono per guide turistiche e professioni della montagna. Quindi anche dal 25, secondo linee guida nazionali, le guide turistiche e le professioni della montagna vanno in questa direzione. Però voi avete capito, e capito dall'impostazione dell'ordinanza, che noi stiamo preparando la culla per il neonato. Cioè, noi non abbiamo abdicato al ruolo turistico del Veneto.
ma per far turismo ci vuole tutto il corredo che è rappresentato dagli alberghi, dall'offerta ovviamente ricettiva, ma anche da una serie di servizi che sono il parco acquatico, che sono le attività delle guide turistiche e quant'altro. Insomma, ci stiamo attrezzando, mettiamo in moto i motori al minimo, ma poi andranno a regime. Io immagino nel giro di una settimana, 10 giorni, saremo già, diciamo, a buon regime. Per questo abbiamo voluto partire prima. Inutile che andiamo al 13 agosto a dire che il 14 si fa turismo. No, prima. Però volevo anche ricordarvi, lo dico agli albergatori, abbiamo dato una risposta a una FAQ che comunque magari rinnoveremo, potremo anche inserirla in questa ordinanza rispetto ai buffet. Abbiamo risolto il tema del buffet nell'albergo e quindi il buffet è elemento di mescita di alimenti e bevande e non è fuori legge. Ovviamente il buffet, ve l'avevo già detto l'altro giorno, dove è servito. Bene. Dal 1 giugno, quindi lasciamo perdere il lunedì prossimo, dal 1 giugno, voi avete visto che sembra che abbiamo dimenticato le attività, ma non le abbiamo dimenticate. L'assessore Lanzarin anche stamattina ha fatto l'ultimo giro con le parti sociali e con le realtà delle scuole dell'infanzia e i centri estivi e quant'altro, e ne viene fuori che noi allora facciamo cosa? Diciamo, dal 1 giugno si parte, c'è una settimana, diciamo, cuscinetto, per due motivi, vi dico la verità, come al solito. Il primo necessario è quello di mettere tutti nelle condizioni di attrezzarsi, perché qui sì, se dici lunedì si apre, cioè ci sono i bimbi davanti alle porte. Il secondo, non irrilevante, ve lo dico, perché vogliamo, ma qui c'è la dottoressa Russo che può insegnare a tutti noi messi assieme, vogliamo anche vedere gli 8-10 giorni dall'apertura del 4 che produzione avranno rispetto ai contagi, a eventuali recrudescenze, e allora abbiamo detto, cioè aprire l'asilo ancora in una fase di limbo nella quale non sappiamo che ricaduta ci sarà rispetto all'apertura del 4 può essere rischioso. Quindi il primo, la prossima settimana. Servizi per l'infanzia 0-17. Considerate che le linee guida 0-3, secondo l'intesa con i colleghi presidenti, avranno anche una validazione nazionale, vista la delicatezza dell'utente, 0-3 anni, e quindi noi diciamo lunedì 0-17, sapendo che il 0-3 in settimana deve essere validato a livello nazionale dal Comitato Tecnico Scientifico, dall'Istituto Superiore della Sanità, da quello che è. Sempre il 1 giugno, questo è dei bambini. Ecco, volevo dire, altro aspetto, noi poi diciamo in questa ordinanza, lo dico perché comincino a pensare di mettere in moto i motori, con questa ordinanza annunciamo che appena abbiamo le linee guida, penso che sia questione di qualche giorno, perché io le ho già viste impostate, diciamo con successiva ordinanza saranno disciplinate le date di decorrenza e le linee guida, che non sono allegate oggi perché fisicamente non ci sono, da rispettare ai fini della ripresa delle attività di cinema, spettacoli con pubblico dal vivo, i concerti, il teatro all'aperto, il teatro in generale, attività dei centri termali e centri benessere, vi ricordate bagno turco e saune, e discoteche. Con questa ordinanza che spero di fare in settimana, chiudiamo tutta la partita. Adesso non chiedetemi, ma le discoteche quando apriranno? Sicuramente non il 1 giugno, però insomma vedremo di fare in modo di mettere in fila queste ultime attività assieme alle terme e quant'altro, e di riuscire sicuramente a fare l'operazione per giugno, io spero nella prima parte di giugno. Infine c'è una postilla che abbiamo messo dentro: i corsi per il rilascio di master si attengono alle disposizioni di cui è la scheda relativa all'allegato della formazione professionale, è un tema che ci è stato richiesto. Efficacia temporale, l'ordinanza scade il 14 giugno. Perché? Perché il 15 scade il DPCM e quindi ci sarà un resumé, ma guardate, io ho l'impressione, ve lo dico, che il 15
decadrà tutto e non ci sarà più ordinanza, perché nel momento in cui non ordiniamo più vuol dire che tutte le attività sono libere. Quindi immagino che il 15 potrebbe sarebbe da ritenersi prudenzialmente data ultima della fine del lockdown totale. Ho dimenticato qualcosa? Sì, mancano tra quelle le sagre e le fiere. Le discoteche, sagre e fiere, scusate, ho saltato io nel leggere. Discoteche, sagre e fiere, insomma, sapete il Veneto quanto ricco sia di queste attività. Ovviamente dobbiamo scollinare questa prima fase di questi primi 8-10 giorni dal 4 di maggio per capire cosa accade dal punto di vista epidemiologico. Giustamente la dottoressa Russo, che è al governo della prevenzione, ci dice vediamo cosa accade. Io sarei disponibile per delle domande. Allora, Vanzan è stata in assoluto. Se volete facciamo prima un blocco a me e dopodiché magari se dovete chiedere alla dottoressa. Allora, Vanzan, Emiliano, Salmaso, Parisi, scusa, e sei stata la prima magari, no? E la Ivana, grazie Ivana per la pazienza. Presidente, buongiorno. Buongiorno. Io credo che al di là delle date, quello che può preoccupare gli operatori siano le linee guida. Cioè io ho la possibilità di riaprire, ma devo capire come. Certo. Quindi abbiamo un allegato 1 che sono le linee guida Conferenza delle Regioni e Totali. Veneto, e un allegato 2 per tutte le altre attività che sono le linee guida nazionali. È corretto? No, però sono solo due attività, le guide turistiche e le professioni montane e basta. Queste linee guida nazionali, regionali, che vabbè, insomma, poi va bene per tutti, sono facili da rispettare, sì, o ci metteranno gli operatori in difficoltà? Allora, sono state approvate dalla conferenza, quindi all'unanimità, e se ci sono aggiustamenti, perché poi allora, le linee guida come nascono? Nascono da una prima indicazione di raccolta di tutto quello che è le indicazioni dei comparti produttivi. Dall'altro poi c'è una ricaduta, un vaglio e una sintesi fatta dai servizi di prevenzione. Ricordo che la dottoressa Russo è coordinatrice del tavolo nazionale e poi se ne viene fuori. Io invito a leggerle, dopo se c'è qualche aggiustamento siamo qua, cioè non è che siamo come si dice, degli estremisti e fondamentalisti. Queste sono le linee guida nazionali approvate da tutti. Da comunità come la nostra che fa turismo, se parliamo di turismo, dall'Emilia Romagna, dalla Toscana, dalla Sicilia. Ho un'altra domanda invece che non riguarda le linee guida ma riguarda una polemica sui tamponi. Ieri lei ha specificato un po' quali sono i ruoli, la dottoressa Russo, praticamente la madre ha detto del piano di sanità pubblica e quant'altro. Il professor Crisanti se ne è uscito oggi con una dichiarazione riportata dalle agenzie di stampa in cui dice che il suo commento, cioè quello dell'altra sera quando dice contagi zero, e dando quindi notizia del fatto che non ci fossero più stati casi positivi, tema sul quale voi siete intervenuti ieri, ha detto che è stato strumentalizzato e poi dice che la dottoressa Russo, se aveva un piano sui tamponi, deve spiegare perché l'8 febbraio il suo ufficio mi ha intimato di non fare più i tamponi a chi tornava dalla Cina. Dire che aveva un piano, la dottoressa Russo, è una baggianata. Vogliamo prendere in giro tutti? La domanda che le faccio, Presidente, pare che ci sia quindi uno scontro aperto tra i suoi sanitari. Può rispondere? Allora, sui miei sanitari. Allora, premesso che il professor Crisanti è una colonna portante della sanità del Veneto. Premesso che il professor Crisanti ha un grande merito di aver ottimizzato il lavoro di laboratorio che a lui compete, perché questa è la sua professione, cioè la microbiologia e quindi l'analisi di quello che è il virus in laboratorio, punto. Quindi nessuno discute l'alto valore scientifico del professore. Mi fermo qui, dopo per carità passo la parola, io non sapevo di queste robe, passo la parola alla dottoressa Russo, che qui mi spiace per le linee guida. A questo punto dico per fortuna, perché sennò dopo dovevo rispondere io a delle robe magari che posso non sapere bene. Dall'altro dico che la dottoressa Russo ha per legge l'obbligo e il dovere di redigere i piani di sanità pubblica, perché è il direttore della prevenzione. Per capirci,
Qualsiasi sanitario del Veneto può esprimere considerazioni sulla sanità, però è vero che il cardiochirurgo ti spiega come trapiantare il cuore, tutti gli altri possono dire che hanno studiato il trapianto del cuore. Dico, io non ci trovo nulla da far polemica, mi spiace e sarà mio ruolo rimettere insieme i cocci anche di questa ulteriore polemica, però direi che non ci vogliono polemiche, non servono a nulla le polemiche. E continuo a dire che la dottoressa Russo ha presentato il piano di sanità pubblica, all'interno del quale c'erano anche ovviamente la diagnostica. Guardate che i tamponi non li ha inventati nessuno, non li ha inventati Zaia, non li ha inventati la Russo, non li ha inventati Crisanti, non li ha inventati Galli, nessuno. I tamponi sono più vecchi di noi. Cioè, storicamente si fanno i tamponi per andare a intercettare i virus. Cioè, non vorrei che qualcuno pensasse che i tamponi arrivano col coronavirus, perché allora vuol dire non aver capito. Non sto parlando dei clinici, perché i tamponi sono una modalità diagnostica. Ieri io anche vi ho detto che secondo me verrà sorpassata da altre, perché è talmente grosso il problema, il business del coronavirus, che è inevitabile che qualcuno ci investa per risolvere il problema del tampone, che comunque è un metodo analogico per fare il prelievo, se ci pensate, in un mondo che va in tutt'altre direzioni. A questo punto lascio la parola alla dottoressa Russo. Io la lascio, cioè, non so, dica lei, perché sta storia ad esempio dei cinesi è meglio che ve la chiarite tra di voi. Sì, no, passi qua, a questo punto la dottoressa Russo se è vero che lei l'8 febbraio il suo ufficio, la cosa era già venuta fuori sui giornali, però il professor Crisante la ripropone, il suo ufficio, cioè l'ufficio della dottoressa Russo, dice l'8 febbraio gli ha intimato di non fare più i tamponi che tornava dalla Cina. Dire che aveva un piano di tamponi è quindi una baggianata. Mi coglie un po', insomma, impreparato questo attacco, perché non lo trovo corretto. Come dice il Presidente, ognuno ha il suo ruolo per quello che ha studiato e per la propria formazione. Io ho la direzione, ho questo onore di avere la direzione di questa regione, e nel tempo abbiamo fatto la pandemia del 2009, abbiamo fatto l'Ebola, abbiamo fatto la West Nile, abbiamo affrontato i FAS e adesso affrontiamo il Covid. Diciamo che la sanità pubblica ha il compito di pensare a chi fa che cosa e come lo fa. E questo è il nostro modo di lavorare. È chiaro che la componente organizzativa e di pianificazione deve mettere insieme le competenze di tutti gli altri operatori, che ognuno nel proprio ruolo deve svolgere la propria attività. Io ho redatto diverse, l'ho detto l'altro giorno, procedure operative. Per la fase 1 sono 4. La prima è appunto chiamata procedura operativa 0 e poi 1, 2, 3. Adesso stiamo scrivendo la prima della fase 2. In ogni procedura operativa, a seconda dello scenario epidemiologico, scriviamo le cose che rispettano le indicazioni del Ministero innanzitutto e poi l'organizzazione della Regione. Io ho mandato una lettera al professor Crisanti chiedendo quali erano gli elementi che servivano al laboratorio perché gli potessero pervenire i tamponi che dovevano essere fatti ai casi sospetti. Il professor Crisanti mi ha risposto con nota, mandandomi gli allegati che dovevano essere distribuiti agli operatori sul territorio, ai servizi di igiene e sanità pubblica, e noi l'abbiamo fatto. Abbiamo costruito questa procedura operativa con i vari allegati. Non ho ricevuto nulla che chiedesse alla mia direzione la possibilità di fare dei tamponi ai cinesi. Questa notizia l'abbiamo appresa l'11 febbraio da una dichiarazione che il professor Crisanti ha fatto al Corriere del Veneto, e in quello stesso giorno io ho predisposto una lettera su indicazione del dottor Mantoan, che è direttore dell'area sanità e sociale, per chiedere al professor Crisanti se rispetto alle sue dichiarazioni ci fossero delle indicazioni ulteriori rispetto a quelle che noi avevamo
di cui eravamo in possesso, di tipo nazionale o internazionale, che davano questo tipo di indicazione, questo tipo di indirizzo, o se lui era interessato a presentare un progetto di natura, diciamo, di ricerca, perché altrimenti bisognava giustificare, insomma, di non distogliere risorse da quelle che invece erano le indicazioni nazionali. Il professor Crisanti, con una lettera datata il 12 febbraio, risponde e ringrazia il direttore della lettera e della possibilità di chiarire quelle che erano le sue affermazioni fatte alla stampa, che dalla stampa erano state travisate. E dice che lui era in linea con quelle che erano le indicazioni nazionali, che allo stato attuale non prevedevano tamponi agli asintomatici che rientravano dalla Cina, che lui comunque sosteneva che questo poteva essere utile, ma che avrebbe seguito quelle che erano le indicazioni nazionali e poi nel tempo si sarebbe visto il da farsi. Questo è il contenuto della lettera del professor Crisanti. Adesso dico queste cose, insomma, anche sull'onda dell'emozione di questo attacco che mi sembra assolutamente gratuito e non c'è nessuna interferenza fra le competenze mie, del professor Crisanti o di altri colleghi che operano al massimo nell'ambito della propria professionalità, nell'ambito della propria specialità. Però insomma mi sembra un po' gratuita, ecco. Mi sembra gratuita questo tipo di affermazioni. Quindi io non sono in competizione con nessuno, faccio il mio lavoro. A breve avremo insomma modo, se vuole Presidente, di mettere anche sul sito il nostro documento strategico, quello che stiamo completando, perché così come ho fatto per altre tematiche, voi lo sapete, soprattutto per l'inquinamento delle sostanze perfluoroalchiliche, ho sempre fatto delle procedure operative che poi hanno reso insomma disponibile tutto quello che abbiamo fatto, l'abbiamo consegnato alle autorità sanitarie, l'abbiamo consegnato alla procura, a tutti quelli che ce l'hanno chiesto. E il nostro modo di operare, quello della mia direzione, quello di mettere insieme tutto quello che noi facciamo, in modo da renderlo sempre disponibile e trasparente. Quindi le procedure operative ci sono tutte le note che noi ci siamo scambiate, anche quelle che ho appena citato, quindi non mi sto inventando nulla, sono disponibili, non c'è nessun tipo di contrasto, non c'è nessun tipo di confronto, però è mio modo di operare e su questo non transigo il fatto che io dico la verità sulla base delle cose di cui dispongo. Ecco, questo lo voglio chiarire assolutamente. Poi se ci sono domande tecniche invece sulle linee guida penso che sia... Sempre su questo tema, dottoressa, così per quanto mi riguarda poi chiudo la raffica di domande, sempre il professore dice che lo avete ostacolato, nel senso che gli avete dato un carico enorme di burocrazia. Sempre agenzia di stampa: se non avessimo usato i reagenti dell'Imperial College ci avremmo messo 1 mese e mezzo a sviluppare i tamponi, con tutta la burocrazia che ci hanno messo. Secondo lei? Guardi, io per quanto riguarda il mio ruolo non ho nessuna burocrazia in questo senso, perché non dipende da me l'acquisto dei reagenti e quindi non sono a conoscenza di burocrazie che possono riguardare l'acquisto dei reagenti. È un argomento che non compete alla mia direzione. No, se è possibile riprendere questo argomento, visto che ci è stato affrontato. No, prego, aspettiamo. Poi Emiliano, poi Parisi. Prego. No, non so se ho chiuso la parola. No, volevo inserirmi nelle domande che aveva fatto Alda Vanzan per capire, cioè mi pare che volevo anch'io capire un po' più nei dettagli, quindi il rapporto di collaborazione tra la Regione Veneto e il professor Crisanti, se ci può riassumere le date precise dell'avvio di questa collaborazione, perché i giornali hanno dato conto in precedenza di una polemica che era nata quando il professor Crisanti aveva inviato una lettera e il direttore generale della sanità Mantoan aveva spiegato che il tipo di profilassi da lui prospettata non rientrava nelle linee guida del Ministero della Sanità e quindi i tamponi non si potevano fare.
questo argomento, ecco, lei vedo che scuote la testa, vuol dire perché che... non c'è nessuna lettera, ecco, non c'è appunto, nessuna allora, richiesta. Ci faccia capire bene, perché poi alcuni gruppi in Consiglio regionale hanno addirittura presentato un'interrogazione su questa vicenda ed è diventato un caso nazionale, quindi se riusciamo a fare ordine una volta per tutte gliene saremo grati. Ecco, sì, prego. diciamo che si è trasformato in una sorta di interrogatorio. Allora io dico che il professor Crisanti ha dichiarato che voleva fare i tamponi ai cinesi attraverso la stampa. Non è arrivata nessuna richiesta formale, no. La lettera che ha scritto è stata di chiarimento a seguito della lettera che io ho preparato a firma del dottor Mantoani, che è il direttore dell'area sanità e sociale. E siamo all'8 di... No, le dichiarazioni sono state l'11, la lettera è partita l'11, la lettera di risposta, una è arrivata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera di Padova, perché la lettera inviata dal dottor Mantoani era stata indirizzata al direttore generale, perché lui che risponde dell'azienda ospedaliera, e al dottor Crisanti. E la risposta è stata del direttore generale e del dottor Crisanti, nei termini che vi sto dicendo. Poi si va, scusi, posso? Il 12. Il 12 di febbraio. Poi si va al 21 febbraio, riunione generale nella sede della quella è una cosa di diversa. Padova, ecco, no, appunto, lì, da quello che ha detto il Presidente Zaia, da quello che ha spiegato lei ieri, avviate lo screening di massa su voi. Certo, bene. certo. Allora, quando che si fino ad inserisce... allora non era previsto. Perfetto, quando si inserisce poi il professor Crisanti nella tappa successiva, che comincia quando? Ce lo può dire questo? Allora, il 21 è stata presa questa decisione, come ho detto ieri. Nei giorni successivi si sono fatti i tamponi. Mi pare che il 3 abbiamo fatto l'incontro con il professor Crisanti presso l'assessorato, con l'assessore e con il professor Merigliano e un altro mio collaboratore, dove il professor Crisanti ci ha presentato un progetto, quella volta sì, per quanto riguarda il fare i tamponi alla comunità di Vo prima che finisse, diciamo, la chiusura del comune a fine, insomma, del periodo di restrizione di questa località. Mi pare che fosse o il 2 o il 3 marzo. Sì. Perfetto. E posso chiederle quanto costa questa? 150.000 euro. Ho capito. Messi dalla Regione Veneto, certo, a dati al del professor sì. Crisanti, c'è una delibera di giunta, sì, beh, chiaro. Io ve la mandai la delibera, vi ricordate? Ce ne abbiamo vista di carte in questi giorni. Se posso permettermi, forse un elemento di confusione, che approfitto della tua domanda, è qui. Prego. Si confonde lo studio, cioè la ricerca scientifica di Vo, che arriva alla fine della quarantena, perché il professor Crisanti ha chiesto a me, e secondo me ha avuto una bella intuizione di approfittare dei dati. Spesso si confronta, anche modestramente da parte di qualcuno, come il piano di sanità pubblica per il Veneto. Non c'entra niente. Sono cose diverse. Cioè, a voi, il professor Crisanti, mi chiama e mi dice: lei ha fatto una bella scelta, esiste una cosa sola, cioè l'unica realtà al mondo che ha un tamponamento di tutti i cittadini all'inizio della quarantena, non esiste al mondo. E a questo punto io ne approfitterei per metterci sopra una pubblicazione scientifica facendo i tamponi alla fine, ma non c'entra niente con il piano del Veneto, con tutte le attività. È una nobilissima attività di ricerca scientifica, punto. E infatti poi ha avuto un proseguo, l'abbiamo presentato al professore che preghiera appunto qui. Ma non c'entra niente con il piano di sanità pubblica. E non c'entra niente col fatto di tamponamento dei cinesi. Tant'è vero che l'esperienza di Vo, da quello che so io, è stata anche scritta dal professore e dai suoi collaboratori per una richiesta di pubblicazione nelle riviste scientifiche. Beh, immagino. Come case history, insomma. Case history. Certo, sì. Però stiamo parlando di un'ottantina di casi, cioè vorrei ricordare che stiamo parlando di un'ottantina di positivi tracciati e fototracciati, cioè non è che stiamo parlando di 5 milioni di venti. Emiliano, scusa ma oggi i turni saltano un po'. Io, se possibile, vado su un'altra tematica, volevo un piccolo dettaglio tecnico. Ieri ci ha parlato dell'RT e ci aggiriamo insomma allo 0,41. Volevo capire perché invece al Veneto sembra, almeno leggendo, diano sempre uno 0,53, cioè è sempre no, 0,53 più quello alto. Successivo, Okay. che è arrivato ieri sera in forma riservata. Ok, perché lei spiegava che è importante sì, per proprio anche
Allora questo lo chiarisco, grazie della domanda. Allora 041, 042, 050 non cambia nulla. Diciamo che è naturalmente molto instabile perché è legato alla segnalazione dei casi, viene calcolato anche in base alle notifiche che presentano i dati legati all'inizio dei sintomi. Quindi sulla base di questo il Ministero fa un conteggio automatico, una formula che ti dà un indice di contagiosità. L'importante è che questo indice di contagiosità si mantenga sotto 1. Quando si mantiene sotto 1 sta ad indicare che la contagiosità presente in quella regione è bassa. Infatti io, siccome pensavo che mi avreste fatto una domanda su questo, ancora questo non l'ha visto nessuno, l'ho fatto vedere solo all'assessore. Ci danno per la settimana, questo è ancora in via confidenziale, dall'11 al 17 maggio una stima dell'R/T pari a 0,56 e per quanto riguarda la classificazione della regione in termini di rischio viene definito basso. Non abbiamo nessuna allerta perché in base alle cose che vi ho spiegato ieri, come capacità del sistema sanitario di contenere l'epidemia, quindi il numero abbiamo 0 allerte, e anche come criticità rispetto ai casi segnalati abbiamo 0 allerte. Quindi, sempre tenendo le dita incrociate che insomma le cose continuino ad andare con la stessa frequenza con cui, insomma, e con la stessa dinamicità con cui si stanno presentando, siamo adesso in una condizione di bassa contagiosità e quindi insomma anche appropriata rispetto alle azioni che si vogliono portare avanti riguardo alle aperture e quindi diciamo alla ripresa di tutte le attività produttive e di tutte le attività sociali. E anche tra regione e regione. Certamente, però questo non lo possiamo decidere certo. Adesso, insomma sono cose che poi decidiamo insieme alle altre regioni e insieme al governo. Grazie dottoressa, attendo poi quando il Presidente torna al microfono. Dopo facciamo l'ordinanza, finiamo l'argomento. Parisi Goldnick. Sì, io veramente avrei delle domande per il Presidente, non so se... Allora, Goldnick, hai domande per la dottoressa Russo o chiamiamo il Presidente? Passano attraverso la dottoressa, cioè quindi vuoi la Russo adesso? Sì, ok. Qualcuno che mi risponda in merito a questa bassa contagiosità. Sì, cito il Presidente Zaia perché in questi mesi spesso sono stati lodati i giovani perché effettivamente hanno aiutato tantissimo, se ne sono stati bravi e buoni in casa, adesso evidentemente questa cosa è esplosa. Ieri sera a Padova dicono le piazze erano presidiate come a Beirut negli anni '80 dalla polizia ed effettivamente la movida era tranquilla, ma girano delle immagini da panico che arrivano invece da Verona. E questa contagiosità in qualche modo può passare attraverso queste piazze piene di gente, di ragazzi senza mascherine. Che cosa si può fare? Allora, voi sapete che una delle misure principali è quella di evitare gli assembramenti. Dove ci sono assembramenti ci sono rischi. Che si tratti di ragazzi, che si tratti di adulti, che si tratti di anziani, a maggior ragione, è chiaro che l'assembramento è una condizione di rischio. Questo è il messaggio che deve passare. Pertanto, se vogliamo responsabilizzare qualsiasi fascia di età, dobbiamo dire che non bisogna fare assembramenti, cioè significa di non stare troppo vicini, questa è la traduzione. Se non si può stare distanti perché stiamo svolgendo un'attività per cui stiamo parlando, ci stiamo confrontando, utilizziamo la mascherina. Dove non si può rispettare la distanza interpersonale, in questo momento bisogna utilizzare la mascherina. Questa è la condizione che ci protegge. Come e quando questo tipo di comportamenti si potranno riflettere su un aumento dei casi, è chiaro, non lo sappiamo, ma siccome dobbiamo agire in prevenzione, dobbiamo evitare che questo possa accadere. Ci sono sanzioni, da 400 a 3.000 euro. Io ho una domanda. Poi c'è la Milano, prima poi Antonella Prigioni. No, era un altro sulle linee guida, in realtà sugli spettacoli itineranti. Ma... Allora, Antonella Prigioni. Buongiorno, non sembra più una persona di elementi
fondamentali delle linee guida per la riapertura dei vari centri nelle varie fasce di età, dai 0-3 piuttosto che dai 3 ai 17. Allora, noi naturalmente abbiamo seguito, per quanto riguarda la stesura delle nostre linee guida, anche quello che è contenuto nel DPCM come allegato. Nel DPCM non c'è la fascia 0-3, perché, come ha spiegato il Presidente, insomma, è ancora in discussione. Gli elementi fondamentali sono il numero dei bambini per educatore, poi sono il fatto che ogni nucleo di questi numero di bambini deve essere considerato quasi un nucleo epidemiologico, cioè un nucleo che non interferisca con gli altri nuclei, quindi attività separate. Questo per garantire che nel caso in cui ci dovesse essere un caso sospetto o confermato abbiamo la possibilità di enucleare quel singolo gruppo. Abbiamo concordato insieme ai rappresentanti di Assonidi, della FISM e di tutti quelli che sono portatori di interesse che lavorano con i bambini e con i ragazzi delle misure che garantiscono sia gli operatori che i bambini. Abbiamo inserito obbligatoria la misurazione della temperatura, questo non è in nessuna delle altre attività come obbligatoria, ma viene considerata facoltativa, mentre qui abbiamo inserito la misurazione della temperatura obbligatoria per quanto riguarda i bambini, per quanto riguarda i genitori e per quanto riguarda gli operatori. Poi sulle misure di igiene e di disinfezione di tutto quello che può essere in contatto con il bambino e con l'operatore, questo è stato descritto in maniera molto precisa e naturalmente fatto con massima dovizia. E poi abbiamo previsto le mascherine per i bambini a partire dai 6 anni, questo lo prevede anche il DPCM, e spazi separati per tutti quelli che sono i fornitori, cioè tutti quelli che sono estranei al contesto e al rapporto tra il bambino e l'operatore. I genitori non devono assembrarsi fuori dalle strutture, quindi abbiamo chiesto anche di fare degli orari in modo tale che sia evitato. Abbiamo inserito che possibilmente è meglio che il bambino venga accompagnato sempre dallo stesso genitore, di evitare accompagnatori che abbiano dai 60 anni in su, questo non perché vogliamo escludere l'accompagnamento del bambino da parte del nonno, insomma, o di qualche parente che abbia questa età, ma perché temiamo che magari fermandosi a chiacchierare con altri, insomma, ci possono essere assembramenti. Sembrano delle misure un po' troppo restrittive, ma questo è il contesto in questo momento. Come diceva il Presidente prima, se poi dovessimo andare incontro a scenari migliori, naturalmente allenteremo le misure e tutti staremo un po' più rilassati nei nostri comportamenti. Al momento le misure principali sono queste. Allora, io direi possiamo far venire il Presidente. Allora scusate, pensavo fosse ancora... Pensare che una volta non parlavi con i giornali. Infatti, stravolta la mia modo. Infatti. Ecco. Dottoressa, restando sempre sul tema delle linee guida, il Presidente diceva lunedì mattina non andate a suonare i campanelli dei sindaci se per caso trovate le giostrine dei parchi pubblici chiuse e ancora transennate, però effettivamente soprattutto per i bambini piccoli questa sarà una grande opportunità. Che cosa avete previsto a carico dei comuni per le giostrine? Cioè vanno pulite quanto? Vanno pulite? In che modo? Vanno c'è un'azione di pulizia e di disinfezione, quindi la pulizia, lo sapete, insomma, è il lavaggio e poi alla fine della giornata la disinfezione. È chiaro che la sorveglianza non spetta al comune ma spetta al bambino che utilizza le giostrine. È cura dei genitori pulire frequentemente le proprie mani e quelle dei propri bambini ed evitare che questi possano rimanere sporche e quindi penso che questo valga adesso per il Covid a maggior ragione, ma valeva anche prima. Non ci sono grandi cose, è chiaro che il comune, quindi l'autorità sanitaria locale, tramite i propri collaboratori devono mantenere queste strutture pulite tutti i giorni. Non c'è una frequenza giornaliera
diciamo più volte al giorno, ma alla fine della giornata, per la preparazione alla giornata successiva, devono essere pulite e disinfettate tutte le componenti, insomma, delle giostrine. Albino, Ivana, vedete voi chi vuole intervenire per qui? La metà di giugno dovrebbero riaprire anche le discoteche, no? E c'è questo dato che arriva da Seul, che la seconda ondata praticamente sta colpendo i giovani tra i 19 e i 29 anni, il 75% delle persone colpite sono giovani. È un dato che conoscete? Si affronta? È un dato che conosciamo perché seguiamo i webinar della Corea. Ne hanno fatti 2 finora, ci hanno mandato anche il loro piano e le loro esperienze. Abbiamo visto che molte delle cose che sono state portate avanti dalla Corea sono molto simili alle nostre. È chiaro che la prudenza nell'aspettare è proprio in linea con questo tipo di preoccupazione. Quindi è vero che la nostra previsione è quella, come dice il Presidente, di poter riaprire a metà giugno, però questo deve essere in linea con quello che sarà l'andamento dei casi, la distribuzione dei casi e quello che succederà. Quindi aprire gradualmente significa accompagnare le scelte con l'andamento dell'epidemiologia. La domanda è obbligata, cioè in discoteca non è che ci andiamo per fare i droplet, io non ci sono mai andato, credo che qui abbiamo un autorevolissimo esponente che potrebbe raccontare, ecco. È la stessa cosa del cinema, del teatro. No, io penso che adesso che in discoteca il contatto fisico sia quasi, è la prassi, ecco, allora ci faccio immaginare se anche lì ci saranno delle norme particolari. Non le abbiamo ancora scritte, non vi posso far immaginare questa cosa perché, come diceva il Presidente, è stato costituito dalla conferenza un gruppo tecnico ristretto fatto da 5 regioni dove via via si discutono e si mettono insieme le varie indicazioni che poi naturalmente si condividono con la parte politica e con tutte le altre regioni. Delle discoteche non abbiamo ancora cominciato a parlare, anche se ci stiamo pensando, ci stiamo documentando per capire anche come hanno fatto gli altri paesi e poi una volta che ci saremo confrontati vedremo di mettere in pratica e di dare le indicazioni che siano le più tutelanti possibili naturalmente per la popolazione target, in questo caso rappresentata dai giovani. Emiliano Parisi. Non so se riferirmi proprio direttamente a lei, dottoressa. Io ieri sera ho tentato di fingermi un giovane in una delle piazze di Padova, non so se mi sia riuscita. C'è riuscito. Insomma, mia madre mi ha detto rimani umile. E ho voluto effettivamente vedere e toccare con mano. Le forze dell'ordine c'erano. Gli assembramenti c'erano, ma più che altro ho notato che l'escamotage, l'80% dei nostri giovani per sentirsi adulto fuma, quello era un escamotage, quindi la mascherina era inesistente. Però quello che più che altro mi ha colpito e non ho effettivamente capito, e abbiamo anche l'avvocato qui, è se sia utile o meno prendere il nominativo nei locali, perché lo trovavo veramente interessante, nel senso sono positivo, riesci in 2 minuti a tracciare tutti. In 2 locali che ho frequentato ieri sera nessuno mi ha chiesto nulla, ho mangiato una pizza, ho bevuto un aperitivo, nessuno mi ha chiesto nulla. Capisco la privacy in Italia, ma più volte ci avete detto questo però è utile alla salute pubblica. L'abbiamo anche scritto, abbiamo scritto dove è possibile, soprattutto per coloro che prenotano, perché effettivamente non possiamo mettere obbligatoria questo tipo di misura di raccogliere i nominativi. Quindi abbiamo chiesto in diverse delle nostre schede indicative che dove loro, nel momento in cui la persona prenota, di conservare, quindi di tenere loro e di non consegnare a noi l'elenco di coloro che si sono prenotati, perché questo possa essere utile nel caso in cui ci dovesse essere la necessità di un rintraccio delle persone che hanno frequentato quell'ambiente. Ma non è una misura che che può passare se attraverso una linea guida, ci vuole un provvedimento che abbia una forza superiore, quindi mi rendo conto di questo. Poi purtroppo il fumo, anche quello abbiamo piani e programmi da tanti anni e poi comunque siamo la regione che fumava meno, adesso non so col Covid, ma comunque io non fumo. Ecco. Parisi, poi ridiamo la parola al Presidente se nessun altro ha da dire. Sì, era una domanda o un chiarimento Sì, che così
nei confronti di chiedere al Presidente Zaia. Grazie dottoressa. Si accomodi. Sì, intanto buongiorno Presidente. Buongiorno. Poi un chiarimento, forse mi sono persa qualcosa. Per quanto riguarda la questione della sicurezza dei dispositivi che devono tenere obbligatoriamente i commercianti, i negozianti che hanno i negozi di abbigliamento, la questione dei guanti. Sì, è risolta. Risolta, sì, quindi loro non devono più... È messa nelle linee guida che alleghiamo. In queste linee guida? Sì. Quindi, perché non è stato... No, non l'ho detto. Quindi, allora... E anche il discorso della reazione, del blocco della reazione, questa storia qua. Quindi da adesso in poi non devono più obbligatoriamente tenere i guanti. D'accordo. C'era già. Sì. Comunque questo è un problema risolto. Grazie. No, scusa, io volevo ringraziare la dottoressa Russo. Penso che non serva, cioè io dico sempre Russo nome è una garanzia. Ma no, lo dico perché uno dice, vabbè, ma in Veneto è successa tutta sta roba, perché c'è una squadra. Cioè, non è che abbiamo dei meriti... Che è merito di Zaia, un merito solo del Russo, del Lanzarino, di Bottacino, di Crisanti, è un lavoro di squadra, punto. E quindi ringrazio lei, avete sentito parlare la dottoressa Russo, lei parla delle sue attività, non si è messa a parlare di come si fa un tampone, di come si smonta, di come si esalta, di come funziona l'estrattore, di quante pippettatrici ci vogliono, no, perché non è affar suo, secondo me non deve minimamente, e così vale per tutti gli altri, ognuno pensi alla sua roba. Ma non lo dico, guardate, io voglio far da pacere anche in questa vicenda, perché trovo assurdo che due fuori classe così, Russo e Crisanti, che ci sia sempre sta roba, punto, cioè, guardate, il più arrabbiato potrei essere io, sono quello che ha deciso di fare i tamponi di Vo, non c'era Crisanti e la Russo era contraria, posso dire anche così, no? Perché lei giustamente era per l'applicazione delle linee guida, il professor Crisanti io non lo conoscevo neanche, mi sono assunto, si ricorda quel tavolo quanti ne hanno tirato il naso a te? Ma 3.000 tamponi, cos'è sta roba? E la stessa sera, chiudiamo Schiavonia, ma chiudere l'ospedale, portiamo le tende riscaldate fuori dall'ospedale, ma insomma è spettacolarizzazione di un'emergenza, avete visto come è andata a finire poi? Per cui tutti tranquilli, il mio invito è tutti tranquilli, ad passare a nottata. E quando ci viene un dubbio di fare una baruffa o di fare una rivendicazione pensiamo ai 1847 morti che abbiamo e ci passa subito la voglia di far casino. Allora, l'ordine nuovo prevede Emiliano Ivana. Presidente, buongiorno, avevo solo bisogno di capire il mondo, il comparto della danza, dei corsi di danza, le avevo già chiesto, questa tematica è importante per chi insomma è un operatore e anche per gli appassionati. È ancora fermo, riaprirà penso per il 1° giugno, avete capito, danza? Perché c'è il contatto, sì, esatto, ne avevamo parlato. Quindi... Nel senso che per noi oggi è a posto così, nel senso che il contatto, tutte le attività come le attività sportive che prevedono il non distanziamento sociale sono un problema. Quindi in teoria per il 1° giugno potremmo... Io spero di risolvere, ve l'ho detto prima, spero alla volta di metà giugno di chiuderla tutta sta partita. Grazie. Se non si chiuderà è perché qualcuno non si è messo la mascherina, ricordatevelo questo. Il 25 lunedì riaprono circoli culturali, no? Sì, vari e sociali. I sociali sportivi non vengono messi all'interno. Sì, sono aperti. Anche sì, sono sì, aperti. Sì. E invece a Verona c'è questa realtà degli spettacoli circensi molto sì. forte. In merito a quello è stato deciso qualcosa? Sì, rientra nella parte degli spettacoli che ho citato prima, la penultima parte dell'ordinanza che parla di spettacoli viaggianti, non spettacoli viaggianti, spettacoli, parla di discoteche, eccetera, in quella parte lì. Ma il cinema in Veneto potrebbe aprire prima del cinema nazionale, perché è prevista la data del 15 giugno. Vabbè, noi lavoriamo per questo, l'avete capito, cioè, tanto è vero che oggi mettiamo il seme nell'ordinanza. Se mi arrivano le linee guida e se i dati epidemiologici a metà settimana, quando saranno i 10 giorni, sono buoni, cominciamo ad allentare anche su quel fronte. È quello che vogliamo fare. Ovviamente sempre rispettando il distanziamento e le regole. Quindi dal 1° potrebbe essere? No, non ho detto questo. No, chiedo. No. Albino. Bene, Presidente, non so se possiamo fare uno
ragionamento di carattere un po' più generale. Allora, a me sembra questo, che nell'arco di questi 2 o 3 mesi in Italia si sia creato una sorta di governo parallelo tra i DPCM del Presidente Conte e invece la conferenza delle regioni che ha proposto delle soluzioni alternative che poi sono state adottate dal governo, e quindi devo dire che un dialogo istituzionale esiste, certo, al di là del teatro della politica che poi si manifesta secondo gli schemi che noi vediamo, in cui l'opposizione recita il proprio mestiere e ovviamente la maggioranza invece difende altre cose. Allora, questo tipo di percorso parallelo dal suo punto di vista è positivo? Ha spostato veramente i poteri dallo Stato centrale alle regioni, che hanno adottato poi delle ordinanze operative e soprattutto nell'ultimo caso con le linee guida abbiamo visto che il governo alla fine le ha adottate e le ha dovute firmare come Presidenza del Consiglio. È un'evoluzione, direi, di poteri che mai si era vista. Ecco. Ma guarda, se dovessi... E le chiedo questo, la stessa procedura può essere adottata anche per la scuola? Perché mi pare il grande buco nero di questa emergenza è lo stop sine die fino a settembre di tutte le lezioni, cioè se i ragazzi si possono trovare per bere lo spritz alla sera, ecco, cioè penso che se frequentano le aule di un ateneo, che sono più spaziose rispetto a quelle di una scuola dell'obbligo, cioè il problema non debba sussistere, questo per dare un senso anche alla cultura, alla scuola, all'università e al processo formativo. Avete in mente di elaborare, direi sempre come governatori delle regioni, un piano, perché personalmente ci sono serie perplessità sulla capacità di intervento dei ministeri, mi pare, fino a questo momento. Ma guarda, io penso una cosa, per riprendere questa filosofia che tu porti nella domanda, che le regioni hanno superato l'esame di maturità. Roma percepisce ogni forma di autonomia come una sottrazione di potere, che invece è un'assunzione di responsabilità. Cioè le regioni ne escono benissimo da questa partita del coronavirus. Non sto parlando di aspetti sanitari, sto parlando semplicemente del fatto di aver dimostrato che se servono linee guida, le regioni le ha messe sopra il tavolo. Vi ricordate che ci abbiamo messo un paio d'ore? 3 ore il pomeriggio del venerdì. Se servono decisioni unanimi di tutte le regioni, noi le portiamo unanimità, e ci sono le sinistre, ci sono le destre, c'è la Lega, ci sono i 5 Stelle, anzi non ci sono, e andiamo avanti con questo. Io penso che questo sia il modello di governo del Paese, il modello di un Paese autonomista e federalista. Se vedete poi, cosa volete? Cioè, a Roma ste robe non le capiscono, perché se tu vivi di potere dei palazzi è inevitabile che ti dia fastidio che il territorio ti dà risposte. E quindi penso che questo Paese sia pronto al salto di qualità, che è quello di un Paese federale. Sulla scuola mi creda. Ma sulla scuola si va nella stessa direzione. Allora, la scuola, intanto io rispetto la sacralità della scuola, scrivetelo chiaramente, non venga fuori sempre la storia dello zotico leghista che parla dell'ambiente sacro della scuola. Però mi rendo conto che in altri paesi, penso alla Germania, dove il Presidente del Consiglio si confronta col Presidente dell'Länder, cioè col mio collega della regione, la gestione di questi processi è una gestione molto più territoriale. Non ci vedo nulla di blasfemo, nulla che possa essere ravvisato come l'assalto alla dirigenza, ma semplicemente la volontà di diminuire le catene decisionali, e questo come regione l'abbiamo dimostrato, e di essere efficienti rispetto ai bisogni dei cittadini. Tu hai ragione quando dici, insomma, abbiamo capito che ormai il mondo sarà tutto aperto e non accadono 2 robe in Italia: la scuola aperta e le urne aperte. Le urne poi le faremo anche la domanda sulle urne dell'Olanda. No, io purtroppo gliela devo fare, nel senso che i 3 sottosegretari che rappresentano il governo, prima di avviare la conferenza stampa che ritiene ogni mattina, hanno appunto trattato l'argomento, e anch'io ho avuto occasione di sentirlo, una collega ha anche posto delle domande, ma sulla questione elettorale mi è parso di capire che l'orientamento ormai, del sottosegretario Variati, che parla a nome del Ministero degli Interni in questa fase, per quello che ho sentito, che mi risulta,
è che il 13 settembre sia una data abbastanza probabile. Questa potrebbe essere spostata eventualmente un po' più avanti verso il 20 per evitare di guastare il Ferragosto agli italiani, però quella sarebbe la data orientativa 20 o 27 e con gli eventuali ballottaggi a cavallo di ottobre. Ecco, lei so che ha un'opinione diversa. Non te lo so dire perché io parlo con il Ministro degli Interni e ricordo che quando la data era certa del 25 ottobre io dicevo ma si sta parlando e opla è apparsa la data del 6 settembre. Ricordo che l'attuale proposta prevede dal 6 settembre. Partita ancora aperta, cioè questo decreto sarà chiuso e diventerà legge nella sua conversione dopo aver passato il vaglio del Parlamento. Mi risulta che ci sono gruppi parlamentari che chiedono le elezioni subito. Mi risulta che la Corea sia andata a votare ad aprile, che la Francia vada a votare a giugno. Noi siamo gli unici che dicono che non si può andare a votare. Interessante sta roba. Quando i 6 presidenti, diciamo in scadenza, uscenti, chiedono di andare a votare. Alda. Sempre il discorso delle elezioni. Questa mattina il sottosegretario Variati diceva che le date stanno oscillando, 13 settembre, 6 settembre, non è escluso il 21 settembre con poi il ballottaggio la prima domenica, il primo lunedì di ottobre. La presentazione delle liste ricadrebbe sotto Ferragosto, al che Variati suggeriva le regioni, per quanto di loro competenza, possono anticipare la presentazione delle liste. Secondo lei questo è fattibile? Anticipare la presentazione delle liste, a parte il fatto che c'è un regolamento e bisogna modificare il regolamento, ma il vero tema è che sono loro che si sono creati il problema. Bastava andare a votare a fine luglio, non c'era Ferragosto di mezzo, se non faccio confusione di calendario. Cioè, ti incasini la vita e poi dici che qualcuno deve risolverti il problema. Andiamo a fine luglio, andiamo il 2 di agosto, si vota, si fa una campagna in un periodo assolutamente pulito, sereno, fra l'altro il più caldo dell'anno, il più luminoso dell'anno, cioè c'è tutto lo spazio per fare gli incontri all'aperto. Ci andiamo a infilare a fine settembre, che magari è anche settembre che piove, visto che quest'anno aveva anche piovuto poco, e quindi tutti dentro nelle stanze, ma non lo so. Però leggetelo bene il parere del Ministero, dell'Istituto Superiore, del Comitato Tecnico Scientifico, il parere sanitario. Dice di farle assolutamente entro fine settembre, perché ha contezza del fatto che ci sono guai. Se dice entro fine settembre vuol dire che a farle a luglio sarebbe meglio, no? Presidente, lei non ha problemi di rielezione, mi pare evidente, i sondaggi di voto nel suo provvedimento ha superato forse... No, ma ho problemi etici. Ecco, no. Però direi che le osservazioni che arrivano dai partiti di opposizione sono altrettanto da prendere in considerazione, nel senso che questi sostengono che non hanno la possibilità di presentare i loro programmi in un periodo estremamente ristretto se si dovesse votare. No, quindi chiedono di essere messi nelle condizioni 60 giorni almeno di campagna elettorale vera, con la possibilità di discutere di quello che si pensa si debba fare in Veneto per i prossimi 5 anni. Mi sembra che di discussioni ne hanno fatte tante e anche di monate se ne sono state dette tante, no? Quando si va a dire ai cittadini con le terapie intensive piene che la Regione ha tagliato di metà le terapie intensive sbagliando anche a leggere i dati, penso che si qualifichi da solo chi dice sta robe. Però al di là di questo vi ricordo che la legge prevede il periodo per la campagna elettorale, la presentazione, e questi periodi sono tutti garantiti per legge, cioè non è che uno dice non c'è la campagna, è garantita per legge la campagna, sono i 30 giorni, se si vota il 26, non 60, no, 30 giorni, la presentazione delle liste, del 60 sarà inventato qualcuno, non lo so, c'è scritto in legge. Allora, uno può fare anche se, guardate, io l'ultima campagna che ho fatto nel 2015 mi sono fatto esattamente, penso 8 mesi di campagna iniziata prima da qualcuno dei miei avversari, ma è una scelta loro, cioè nel senso che la campagna di legge inizia è di 30 giorni, tanto è vero che sono tutte le regole elettorali in quel periodo. Quindi se tu voti il 26 luglio, la campagna inizia il 26 giugno. Poi nessuno ti vieta di andare in giro a offrire birre, a far spritz o a raccontare le tue belle idee ai cittadini. È libera la circolazione, eh? Se il problema è metteteci nelle condizioni di comunicare, è libera, perché sostanzialmente dal 4 di maggio
non sarò smentito, si può andare in giro per il Veneto. Dal 18 addirittura in maniera proprio, non c'è neanche più l'autocertificazione, non c'è più niente, quindi 18 maggio, 18 giugno un mese, 18 luglio 2 mesi, guarda caso i 60 giorni e ce ne avanzano ancora. No, ma i 60 giorni sono legati allo scioglimento del Consiglio regionale e all'indizione poi delle procedure. Ma cosa vuol dire? Ma non cambia niente, cioè, il problema è avere 60 giorni o 30 giorni per parlare ai cittadini, cioè, non ci sono limiti, ognuno parla quando vuole. Guarda, io trovo anche strano che ci sia qualcuno in Italia che stia, come si può dire, si stia battendo per non andare a votare. Interessante questa visione. E io stia qui a perdere tempo a spiegare perché bisogna andare a votare. Se la gara avesse al mondo. Se la Parisi è l'ultima domanda, poi concluderemmo. Grazie. Sì, Presidente, ci sono tanti primi cittadini, tanti sindaci che stanno guardando appunto questa diretta dalle nostre reti. Che salutiamo. Ok, meglio nord-est, che dicono per quanto attiene alla sanificazione dei playground, dei parchi giochi per i bimbi comunali, che questo comporterebbe dei costi insostenibili per loro. Chi? Ma guardate la sanificazione, cioè, si può fare con una spruzzetta. Adesso io non vorrei banalizzare, ma cioè, quando tu distribuisci un liquido sanificante a base alcolica, ha fatto le linee guida, hanno pulito l'asfalto, tutto. Quelle per le strade va bene lo stesso. Esatto. Cioè ma è una roba da irrorare, cioè, non è che stiamo parlando di metterli uno con i guanti bianchi diciamo, a lucidare il parco giochi. Cioè, se il problema è quello, ma comunque c'è nelle linee guida, c'è scritto. Il 18 marzo le abbiamo fatte quelle della sanificazione, quindi con il parere di ISPRA, dell'ISS. No, era solo ambasciatrice. Come si Allora, dice? se è una preoccupazione. No, loro dicono che comporterebbe dei costi aggiuntivi al loro carico. Vabbè, Sì. io vi faccio... Cioè, guardate, noi abbiamo oltre 100 milioni di euro di costi aggiuntivi. Ecco. No, tra l'altro l'hanno fatto in molti casi i volontari della protezione civile, hanno sanificato le panchine, le strade, i marciapiedi, eccetera. Quindi anche ringraziamo tutti i volontari che hanno fatto sanificazioni e continueranno a farle. Magari facciamo un appello alla protezione civile che l'assessore Bottacin segue e a tutte le associazioni di volontariato di mettersi a disposizione dei sindaci. Insomma, si tratta di passare la sera e dare una spruzzata. Cioè. Due cose velocissime. Salmaso e chiudiamo. Il 1 giugno con l'apertura delle scuole. Possiamo stabilire... Con le scuole? No, sì. Abbiamo capito, centri estivi e scuole materne private, insomma, ecco. Quanti potrebbero essere i centri che riaprono? C'è una possibilità di quantificarli? L'altra domanda è questa: il sindaco di Vicenza ha emesso un'ordinanza in cui impone l'obbligo di consumare gli aperitivi ai ragazzi al tavolo, seduti al tavolo. Lei cosa ne pensa? Ma è una scelta che è discrezionale, che rientra nelle competenze del sindaco. Sicuramente evita l'assembramento, perché una delle modalità dell'happy hour, fra l'altro siamo pronti con lo spot, però ancora non posso darlo perché ho fatto una piccola correzione, l'ho fatto diventare matti sto giro. L'happy hour ha come condizione quella di stare in piedi e giustamente fare assembramento, che è la roba più innocente del mondo, ma in questo momento bisogna avere un po' di cura, insomma, di attenzione. Ma sai, allora noi non possiamo, Ivana, pensare dire che è colpa di quelli che non controllano, è colpa di chi commette l'infrazione, nel senso che se tu... Cioè, io immagino che tu non andresti mai in mezzo a una piazza piena di gente in questo momento. Cioè, ho capito, però capite, se quello fosse stato una piazza post bellica dove ci fosse stato scritto all'ingresso della piazza attenzioni mine anti-uomo, sarebbero entrati? No. Vuol dire che non abbiamo capito che cos'è il virus. E volevo dire un'ultima considerazione e vi ringrazio per la pazienza. Intanto ringraziare la dottoressa Russo. Siccome ho sentito un passaggio, io non avevo notizie delle dichiarazioni del professor Crisanti, ho fatto per il tramite dell'assessore Lanzarin chiedere al dottor Flor che vi faccia una nota su questa storia dei tamponi dell'Imperial College.
Così io direi chiudiamo qui la polemica, chiariamo quanti tamponi sono arrivati all'Imperial College, quanti reattivi e quanto. Quindi dottor Flor, che è azienda ospedaliera, che è deputato a tutte queste attività, dirà. Quanto alla burocrazia, ricordo che in fase emergenziale la burocrazia è stata quella di trovare le ditte che ci vendessero le attività, non abbiamo avuto i problemi di burocrazia, il problema era trovare il materiale. E voglio anche ricordarvi che le microbiologie in Veneto che fanno tamponi sono 14. Il nostro laboratorio di riferimento è quello del professor Crisanti, ma ci sono 14 laboratori che fanno tamponi tutti i giorni. E in tutti i laboratori c'erano prima del coronavirus le macchine per fare tamponi, perché purtroppo in quell'occasione le aziende, ve l'ho detto ieri, hanno cominciato a chiudere i rubinetti per i reagenti. Buon lavoro, buongiorno. Stampa del Presidente del Veneto Luca Zaia, avete sentito moltissime novità, si va verso una riapertura quasi totale di tutte le attività, abbiamo sentito fra poco toccherà il turismo, siamo in attesa del testo di questa nuova ordinanza regionale annunciata da Zaia, quindi molti temi li rivedremo poi nel corso della giornata. State con noi, la nostra informazione prosegue tutto il giorno.